Siamo in compagnia dell'artista Fabio Cicuto, al quale chiediamo di introdurci il suo concetto di arte. Sono longhiano in questo, come si dice, cerco di stupirmi con tutto quello che mi circonda, quindi con tutto quello che le persone comuni potrebbero non vedere, da qualsiasi singolo particolare a un'ombra, a un materiale che ricalca la mia vita in città, quello che è una sorta di momento di déjà vu sull'opera, un qualcosa di molto casuale che avviene e che poi però riesce a intendersi come opera d'arte. Come mai l'uso del catrame nelle sue opere? Vivendo a Roma e praticamente trovandomi, come dire, a camminarci sopra ogni giorno, per me era il materiale più naturale e poetico che potessi usare nel momento che percepivo l'arte. In fondo sono sempre stato cittadino fra Roma, Londra, e per me lo stare in mezzo a un qualcosa che non è verde, ho considerato questa cosa e questo materiale come parte integrante di quello che era per me un discorso artistico. Era visibile una dimensione sociale all'interno delle sue opere? Più che altro una mia ricerca su quello che è oggi forse l'ultimo tabù del XXI secolo, che è la morte. Questa visione quasi amichevole con quello che poi è il dolore che diventa sia passione sia innamoramento, la morte inteso in questo senso.